Ha preso il via da ieri la campagna di vaccinazione contro l'influenza stagionale per la prevenzione della malattia e delle sue complicanze avviata dall'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Le vaccinazioni vengono effettuate su tutto il territorio provinciale, presso gli studi dei medici di famiglia e nei centri di vaccinazione aziendale. I medici di medicina generale hanno già ricevuto i primi quantitativi di vaccino dedicati alla copertura dei soggetti di età pari o superiore ai 65 anni e progressivamente riceveranno le forniture per tutti gli aventi diritto di età inferiore ai 65 anni. Il programma di vaccinazione è rivolto anche ai bambini che hanno compiuto il 6° mese di vita, ai soggetti con patologie a rischio di ogni età, ai pazienti ricoverati in strutture per lungodegenti, ai familiari di persone ad alto rischio, al personale appartenente alle categorie di pubblico interesse collettivo, agli operatori sanitari e di assistenza, al personale operante presso le scuole di ogni ordine e grado, docenti e non, al personale che per ragioni di servizio è a contatto con gli animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani, alle donne in qualsiasi semestre di gravidanza e ai donatori di sangue. Nel corso della campagna è offerta in co-somministrazione con l'antinfluenzale la vaccinazione antipneumococchica e in alternativa nei soggetti già correttamente vaccinati per lo pneumococco il vaccino anti-zoster e la vaccinazione anti-DTPA a richiamo decennale. La circolare ministeriale prevede inoltre, fatte salve le eccezioni specifiche di indicazioni d'uso, è possibile altresì, laddove sostenibile, la co-somministrazione dei vaccini influenzali con i vaccini anti-SARS-CoV-19. Il periodo indicato per la somministrazione del vaccino antinfluenzale va dal 17 ottobre al 28 febbraio 2023, al fine di garantire livelli efficaci di copertura anticorpolari nel tempo, dal momento che il picco di diffusione del virus influenzale si raggiunge nella nostra regione tra dicembre e marzo. La diffusione interumana si può verificare per via aerea attraverso gocce di saliva di chi tossisce o starnutisce e anche attraverso le mani contaminate da secrezioni respiratorie. Il servizio di epidemiologia dell'ASPR raccomanda pertanto, per limitare la diffusione del virus influenzale, oltre che a una buona igiene delle mani, di ben coprire naso e bocca quando si tossisce e starnutisce. Qualora se ne presentasse la necessità, si consiglia l'isolamento a casa dei soggetti con malattie respiratorie febbrili in fase iniziale e il ricorso al consiglio del medico di medicina generale e del pediatra.